un libro che parla della nostra storia, parla di oltre 10 milioni di italiani che sono migrati nella nostra Europa, che hanno contribuito attraverso il lavoro a costruire la nostra Europa, ma soprattutto un viaggio alla ricerca di una vita migliore. Purtroppo questa vita a volte non è stata migliore. La Regione finanzia le nostre comunità venete all'estero, soprattutto finanzia anche tutte le associazioni come Grandi Studi Migrazioni di Giorgia Miazza, Gianluca Parise, per tutto il lavoro di ricerca che fanno, che serve per dare delle testimonianze rispetto alla nostra storia, alle nostre radici, per sapere chi eravamo, ma soprattutto per guardare al futuro attraverso gli occhi della nostra storia e dei nostri cittadini. Quest'anno abbiamo degli anniversari importanti, sebbene molto tristi, 120 anni della tragedia mineraria di Courrières, la più grande d'Europa, che ha visto perdere la vita a 200 italiani e 1100 minatori, e poi appunto Marcinelle. Tra pochi giorni si ricordano i 70 anni, l'8 agosto 1956, un difficilissimo e dolorosissimo incidente che vede la perdita di 262 minatori, di cui 136 italiani. Le ricorrenze aiutano a creare memoria collettiva e a riportare insomma un fenomeno che sembra molto antico, ma che in realtà è di ieri, e che ci porta a così ricordare insomma, e dover portare insomma questa memoria non solo attraverso queste testimonianze, questi libri, queste pubblicazioni, ma si auspica anche all'interno di progetti didattici nelle scuole, affinché i più giovani possano conoscere un fenomeno che sia di un passato, di ieri, ma anche di oggi, relativo alle nuove partenze, gli expat, le nuove mobilità che stanno appunto rilasciando l'Italia con numeri importanti, sicuramente più semplici, ma che ricreano un movimento di perdita rispetto alla nostra nazione. Un libro che non parla solo di dati, di ricorrenze e di numeri, ma che raccoglie anche preziose testimonianze. Sì, sicuramente sia l'apparato così iconografico è di un certo valore, con fondi, archivi sia nazionali che internazionali. Poi io sono una ricercatrice sul campo, proprio vado nei luoghi e mi porto a casa interviste, informazioni e appunto fotografie, ma poi soprattutto queste testimonianze non solo di persone, di figli, in questo caso di minatori che hanno vissuto in Belgio, in Francia e in altri posti appunto d'Europa, ma anche ho intervistato 4 orfani degli incidenti sul lavoro, che si sono insomma resi disponibili per rendere questa memoria, come dicevo prima, privata a collettiva. Quindi oggi abbiamo avuto qui in Regione, in Consiglio, Ilvana Piccin, che ha perso il padre all'età di 12 anni proprio a Marcinelle, ma insieme a lei abbiamo visto attraverso un video Ercolina Gregorutti, che ha perso il padre quando lei era nella pancia della mamma, proprio con l'incidente nella diga di Isourt in Francia. Insieme a questo voglio ricordare anche la signora Fabiane, lei figlia di una vittima di Matmark, e infine Michele Cicora, molisano, che perde il padre di nuovo a Marcinelle, e è stato uno dei fautori di un grandissimo processo legato al riconoscimento dei corpi non conosciuti, quindi i famosi inconnus. Lui ancora non ha dato un nome a un corpo, quindi al suo padre, e questo lavoro, assieme anche al governo italiano, al governo soprattutto belga, sta continuando, perché nonostante siano passati 70 anni, lui aveva appunto 4 anni, si ricerca il padre tutta la vita e le proprie radici. Il centro studi da diversi anni cerca di trovare degli strumenti sempre innovativi che vogliono coinvolgere i più giovani, i meno giovani, attraverso un percorso di valorizzazione e promozione del patrimonio delle grandi migrazioni. Patrimonio delle grandi migrazioni che non è solo passato ma è presente, di tanti giovani che stanno partendo nuovamente, che stanno lasciando le nostre città, di tanti giovani che per lavoro cercano occasioni di confronto con gli stati che probabilmente hanno già accolto tanti anni fa i nostri nonni, i nostri bisnonni. Si va dalle Americhe, si arriva in Australia, si arriva in Europa, ecco, con un desiderio di farci, di trovare un nuovo stimolo, una nuova svolta per le proprie opportunità. Il centro studi, ecco, vuole far conoscere questo. A volte le grandi migrazioni non sono conosciute e invece sono una storia che fa parte delle nostre famiglie, con piccole e grandi storie che ci legano, direi, a tutte le comunità italiane nel mondo.